Signori, allora sabato 1° aprile ci abbiamo le prime 3 squadre: Cremonese Atalanta alle 15, Inter Fiorentina alle 18, Juventus Verona alle 20:45. Che dire? Beh, cominciamo con Cremonese Atalanta. Cremonese Atalanta, bella questa. Facile dire Atalanta, ma mica è semplice. Cremonese Atalanta, io mi gioco un bel 1, sì, 1. Fidati, Cremonese Atalanta 1. Non ha niente da perdere la Cremonese. L'Atalanta perde colpi, non è una garanzia. Secondo me ci sta un bell'1. Oh, dobbiamo vincere soldi, dobbiamo fare i taccagni. Bene, Cremonese Atalanta 1, avete scritto. Poi Inter Fiorentina, io mi giocherei un bel gol senza discutere, un bel gol e gol. Sì. Juventus Verona, io metto 5 gol, che la Juve tanto il gol più di 2 non ne fa, a fatica, fa 2 gol. Verona è un pochettino inguaiatello. Il Verona sì, è un po' inguaiatello, ma la Juve deve continuare la rincorsa. Stiamo inseguendo il 4° posto, quindi raga, penso che 2-0, 2-1 per la Juve ci sta benissimo, quindi 2-5 gol per me basta e avanza. Bene, questo quando riguarda sabato. Domenica 2 aprile abbiamo la partita di mezzogiorno, che io solitamente non la gioco perché mi fa buttare sempre le schedine. Quindi togliamola, ma Bologna Udinese non la mettiamo. Poi abbiamo alle 15 2 partite: Monza Lazio e Spezia Salernitana. Monza Lazio per me anche questa o X2 o 2-5 gol, ma io penso che 2-5 gol ci potrebbe stare, dai. Poi se non vi piace mettete X2. L'altra delle 15 è Spezia Salernitana. Abbiamo la Salernitana a 27, lo Spezia a 24. E poi le ultime 3: Verona, Sampdoria e Cremonese 19, 15 e 13. Quindi lo Spezia a 24 rischia di essere risucchiata. Spezia Salernitana. L'ho sentito manca Sule, quindi io vedrei un bel X.
io vedrei un bel X, ragazzi. Poi alle 18 abbiamo la Roma che ospita la Sampdoria. La Sampdoria a 15 punti. Che fa? Vuole rimanere in Serie A? Si deve impegnare. Segna trasferta. Io mi gioco segna trasferta. Gol della Sampdoria. Segna squadra ospite. Sì. E poi nel serale alle 20:45 abbiamo il big match. Abbiamo il big match Napoli-Milan, ragazzi. Napoli-Milan non lo so, lo vogliamo fare rallentare questo Napoli? È nelle capacità del Milan rallentare sto Napoli? Vuoi vedere che per me ci esce un bel pareggio, magari 1-1? Ragazzi, io mi gioco un pareggio. Napoli-Milan X. Il Napoli se lo può permettere di rallentare un po', va? Poi c'è la Champions, si devono incontrare in Champions, quindi magari si risparmiano. Non so, ma mi sa che questa partita si sistema sul pareggio, va? Sul pareggio. Sì, questa è la mia schedina, va? Fate voi se volete seguire questi consigli, se no ragazzi fate quello che volete e basta. Lunedì non c'è bisogno, dai, lunedì no, lunedì ce ne sono altre due ma non me li gioco, dai. Empoli Lecce, Sassuolo Torino sono pure difficili, ma lunedì quanto dura una schedina? Per me va bene così. E grazie se mi avete seguito di aver perso questi 10 minuti, e rinnovo il saluto a Giovanni, a Salvuccio, Daniele, collega di Daniele, non mi ricordo come si chiama, Santa Lucia, non mi ricordo come si chiama. Comunque ragazzi, vi saluto a tutti, anche a chi non mi conosce, e alla prossima.